Siamo arrivati al gran finale di questa quarta edizione della Piedigrotta Arts Café e come consuetudine a chiudere questa manifestazione è colui che l'ha ideata, colui che da anni porta la canzone napoletana nel mondo con le sue lunghe tournée all'estero, non ultime quelle che fa ogni anno negli Stati Uniti d'America, a Las Vegas, a Los Angeles, a Chicago, a Phoenix. Signori, sto parlando di un ambasciatore della canzone napoletana nel mondo, uno degli ultimi Pulcinella che riscoprono la tradizione di questo grande personaggio e di questa grande maschera, un cantante che ultimamente ha anche pubblicato un nuovo CD dedicato al grande cantautore nazionale Domenico Modugno. Signori, sto parlando del nostro direttore artistico, dell'attore, del regista, del cantante Ciro Giorgio. Grazie, mi hanno invitato a bere, perciò mi ci portato pure un bicchiere stavolta, Ma andiamo un attimo. Ma prima di iniziare volevo farvi fare due risate con qualche gioco di prestigio. Allora, vorrei chiamare qui, vuoi venire tu? Dai, vieni qua, lei è protagonista in queste serate. Facciamogli un applauso, vai, balla, salta, fate cose. Allora, guarda, noi qua abbiamo due fazzoletti, 1 e 2. Io adesso prendo questi due fazzoletti, tu sei pronta? Mi serve anche un cavaliere, vieni tu, vieni. Osservate bene, io prendo questi due fazzoletti e li vado a legare, così, guarda, 1 e 2. Un nodo d'amore, certo. E io, ecco qua. Aspetta, piccolino il nodo. Un piccolo nodo d'amore, Tutto per te, guarda, se no sei diventata protagonista questa sera. Prendo questi due fazzoletti e li metto, aspetta. No, non ti preoccupare. Vado, non mi preoccupo. Allora Vicky, fammi la cortesia, tu da qua, io da qua. Ragazzi, tutti quanti insieme pensiamo qualcosa di straordinario che deve accadere in questo momento. Al mio 1, 2, 3 con un rullo di batteria. E noi vediamo se veramente succede qualcosa di straordinario. Pensa qualcosa di bello, Vicky? Mi raccomando. 1 e 2, ma facimi sparire. E 2 e mezzo e 3. Che ti chiudo pensando, tu lazzarone. Guarda che scostumato, Grazie, facciamo un applauso a lei. Anzi, aspetta, sta tornando bocca. Allora, ecco qua, tu sei protagonista, metti la mano qua dentro, c'è qualcosa che non va? Non c'è niente, ma che ti dico? Mi stai spuntando il gioco, non faccio il gioco. Chiamiamo la bambina, vieni qua, vieni, ma vai, è meglio. Vieni qua, vieni, controlla qua dentro se c'è qualcosa, via, controlla bene. Niente? Sicuro che non c'è niente. Allora, magia. 1, 2, 3. Prendi. Diamo un applauso a questa bimba, visto che abbiamo fatto già quelle canzoni di ieri sera, l'altro ieri, facciamo qualche macchietta stasera, maestro? Ci ricordiamo dei bei tempi. Attenti alle donne o ciccio formaggio, cosa volete? Ciccio formaggio, maestro, hanno detto. Vai! Ti incontrai, ti parlai e mi innamorai di te. Ma guardate, ma dici, mi piace se vogliamo. Ma tutto bene, che visto sente, ma volete, è una bugia che asciuta dopo Natale. Tutti insieme, la sapete la canzone? Si ma volesse bene, 1, 2, 3, si ma volesse bene, dove
facci sangue, i dà gente, non mi pugni s'arresta, con spillona, non mi battista no, l'indocatona, non mi scrivista cu, non piezza getta, adesso al mattino, sì, festa, e la fama, e la buccia che ci dopo il maggio non tiene il coraggio, nemmeno parla, di mannaggiare da me. Si va pizza, dentro il cuore mio che c'è, ma con piatizza mi diresti, ma sopra il cuore tu ci tieni e mi lo sa, che un barbiere non ci basta per tagliare. Insieme, sembra un istrumento, veramente non mi faccio sangue, e dalla gente non mi tira assieme, ma di terreggia, non mi faccio storia, di salluce, non mi faccio sta, per ora sana, la mi fanno che ne va mano, se ne fama, se ne bucci, che ci dopo il maggio non te lo coraggia, nemmeno parlavo, se ne fama, se ne bucci, che ci dopo il maggio non te lo coraggia, nemmeno parlavo. Sì, ma aveva ragione Ciccio Formaggio, perché le donne sono pericolose, e non soltanto le donne giovani, ma pure femmine anziane. A Napoli come diciamo che Bicchiarelli c'è pure o Cupierci. E infatti io vi voglio raccontare una storiella che poi me la raccontava sempre mio nonno. Allora, hanno arrestato una signora anziana, la Ricchiarella, che andava facendo i furti dentro al cimitero. L'hanno arrestato, hanno portato il pretore burbero fa, ma come non si mette vergogna? Alla sua età va a fare un furto dentro un cimitero, un furto sacrilego. Allora Ricchiarella a questo punto cerca di giustificarsi, rispondendo presto a poco in questo modo, e fa: Signor Petru, ma forse fottendo cimiglia dei sordi, io con la mia pensione sociale che tengo non mi faccio accattare neanche un po' che biancheria, e allora capite che ci fate? Signor Petru? Mi sono garrubati che li belli strisce rasa che stanno vicino al colonne dei morti, e mi sono fatte da mutandine e non e per rispetto ai morti non ci hanno levato neanche scritto che stiamo là vicino, siamo a mutandinata che sono stati, infatti sai Zagon, e sotto c'aveva questa mutandina fatta con queste strisce di raso, e davanti c'era scritto: qui riposa in pace. Di dietro fu rapito in tenera età. Ma infatti poi le donne in generale a me mi fanno sempre sorridere, poi mi piacciono le donne, che già fa, è un problema. però dicono sempre di avere ragione loro, sanno tutto loro. E invece mi è capitata una cosa: io mi trovavo dentro un negozio di articoli da regalo di un amico mio, e stavano 3 persone, entrarono un marito, la moglie e la figlia, entrano in questo negozio e chiedono un servizio di bicchieri, però la signora subito fa: senta, ma io vorrei un servizio di bicchieri, ma di puro cristallo. Subito fattorino, signore, non mi preoccupate, ma subito vi faccio vedere il servizio. Prende il servizio di bicchieri e lo mostra ai clienti. La signora, per far vedere che se ne intendeva, prende il bicchiere e lo prende così in mano, va a suonare per vedere se era di cristallo o meno, ma il bicchiere non suona bene. Allora il fattorino gli fa notare, dice: mi dispiace signora, ma lei il bicchiere l'ha preso in mano, così non potrà mai suonare bene. Allora la figlia più esperta fa: mammina, adesso ti faccio vedere io come si prende il bicchiere. Prende il bicchiere la figlia e lo prende in bocca, va a suonare e il bicchiere continua a non suonare bene, e nuovamente il fattorino dice: signora, mi dispiace, ma anche lei l'ha preso in bocca, così non potrà mai suonare bene. O marito fa: insomma, ma vi da fa sempre figure niente a me. Ma come, non sapete pigliare tanto in un bicchiere? Ma vi faccio vedere come si piglia un bicchiere. Prende il bicchiere l'uomo e lo prende in culo.
Finalmente il bicchiere sono bene! Allora il fattorino gli fa notare, dice, vede signora, non come ha fatto lei che l'ha presa in mano, nemmeno come ha fatto la signorina che l'ha preso in bocca, ma suo marito sì che se ne intende, che l'ha presa in culo. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Amos, quando è una femmina, ma ve ne dice, che se ne sa, non può durare, l'amore è inutile, io sono filosofo, mi metto a ridere, o sai già che non fa manca si accira, perché la donna con baci e promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. E femmina si chiagna, ci vanno a ravigliare, e quando ci disprezzano ci vanno a cazzare. Quando sono scema l'uomo che non sanno capire, si dice no, una femmina, allora riflette. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa uomo e cogliere. Ma sarà impossibile toccare altrimenti. Vieni a parlare con la mamma se vuoi concludere. C'ho la casa e lo zio, la dimora, tutte cose roba mia. E il povero Sare, quando è salito su, casa correte, lasciata, non trova niente più. E restano al suo carico la moglie e la mamma, e tre fratelli piccoli che hai stato a mangiare. E che se sono che femmine c'è poca pazzia, stavano di giro, ti sanno impavocchiare. Io do consiglio agli uomini che si vogliono sposare, che c'è sta tutta a perdere e niente a guadagnare. Grazie, grazie. No, ma è vero, e quelle donne che sembrano nascono imbarate da bambine. Si muove il cappello, non è la testa che si muove. Che bello. No, proprio a proposito di bambini, io mi trovavo sulla spiaggia quando ho visto una bambina e un bambino che giocavano. Lui aveva il secchiello e faceva vicino al bambino, ehi, io c'ho il secchiello e tu non ce l'hai. Ah, però io tengo la paletta e tu non ce l'hai. Voglio ma io tengo pure il coso per passare la sabbia e tu non ce l'hai. Voglio vabbè, ma io tengo il formettino e tu non ce l'hai. A un certo punto voglio saccato il costume e dice, ma io ho questo e tu non ce l'hai. Voglio una chiagna, disperato, va da mamma. Ah mamma, tu no, non ti preoccupare, tu che vai là. Di così. Ce la fa tutta l'educazione. Voglio tornare tutte cariche. Io c'ho la paletta e tu non ce l'hai. Voglio da voto che io tengo il secchiello e tu non ce l'hai. Voglio ma io c'ho le formettine e tu non ce l'hai. Voglio si spaziere una volta mia buono. Ma su voglio non hai spiaggia. Saccato questo petto, voglio nuovamente fa, ma io c'ho questo qua e tu non ce l'hai. Vogliono fa, sì, però mi ha detto la mamma che quando mi faccio grande ne posso avere quando ne voglio. Io erano che nascono imbarazzo. E non parliamo sempre di tornare. Il femmina anziano, volete ascoltare qualche altra barzelletta o no? Sì. Mi ricordo sempre che no, è mia papà, chiamata lì, è tanto caro, tanto bello, facciamoci pure un applauso, però faccio fare, facciamoci fatica. Allora, mi ricordo che mio nonno mi raccontava sempre una sorella a proposito in tempo della guerra. In tempo della guerra lui si trovava al fronte a combattere e mentre in una pausa di combattimenti scende lui e un altro commilitone in mezzo alla campagna, forse cercavano qualcosa da mangiare, insomma scendono in mezzo alla campagna, trovano un casolare abbandonato, entrano in questo casolare, trovano due femmine, capite? Dimmi guerra, dimmi un besto, ogni portuse e forza. Allora come vedono queste due donne, una era giovane, l'altra era un poco vecchiarella, poteva tenere 75-80 anni, ma insomma, e allora come dice Policinello, non mi sa da fare. Allora,
mio nonno piglia sotto con la guaglione, di qua là, non si perde coraggio, sotto con la vecchia. Ah, la guaglione comincia a fare, lasciatemi, che cosa mi volete fare, lei? Quando a un certo punto la vecchia poi stava gridando pure lei, allora a un certo punto dice, ma aspetta un minuto, lasciate stare perlomeno mia nonna che è vecchia. Ah, chiaramente sono cazzo a questo punto, ehi, ma che vecchia è vecchia? Fa trazione e ci metto! Allora vi saluto con questa canzone, mi hanno chiesto nuovamente questa cosa, ma ci ambriaca tutti e sei, è possibile? Ma io non lo so, non lo so, una cosa, non ho capito, non ho capito, ma che fai? Mi la devo dare giù fra Totone e Guagliarella, ma fa si è embriagato pure un maestro, che faccio Totone e Guagliarella? Fai uscite come me senza dimora, io cuffai alla morte e a via risa, io sono puntato meglio e non si io, perché tengo una faccia e una camisa, e quando metto la lingua in dopulita se ne faccio la lingua in un paglietto, e me quando si va a palla di vita io sapone a desaviare i servi, sì, l'ho venuto e chiacchiere volesse sta sentire quando faccio l'incisione siamo stati a raccontare perché lo serve vostra la donna e Guagliarella oggi stai da cazzare non so fa mai mangiare. Se devono scappare gli anni sembra portava l'uscia e a sciolta le scazzaio che capito un baccariello e poi se la mandava per detta voce e vi salutiamo con i fuochi d'artificio come sempre e speriamo di vederci l'anno prossimo in un carro all'aereo. Ciao, grazie a tutti, grazie all'orchestra, ai maestri che ci hanno aiutato, al grande presentatore Giuseppe Giorgio e tutti i cantanti che hanno partecipato. Grazie, ciao, buonanotte. E dall'anno prossimo con la